Buonasera, sono Riccardo Iuri della Trattoria Miculan di Tricesimo e vado a presentarvi il piatto che oggi faremo. Facciamo il lombo di coniglio aromatizzato alle erbe aromatiche con tortino di patate e mele. Gli ingredienti sono lombo di coniglio, il suo fegato, la farcia fatta con del pollo macinato molto finemente che aromatizzeremo con del lardo alle erbe aromatiche e dello speck. E invece il tortino sarà fatto con patate schiacciate e patate a cubetti, delle mele che verranno saltate al cognac e del timo. Andiamo a prendere la farcia di pollo, andremo ad aggiungere il lardo aromatizzato alle erbe e dello speck a cubetti. Andremo a impastare il tutto. Poi andremo a prendere il lombo di coniglio, lo srotoliamo, ci mettiamo la farcia che abbiamo preparato con il pollo e le erbe aromatiche con lo speck, lo arrotoliamo bene e lo legheremo con dello spago. Una volta ultimata questa operazione andremo in cottura. Procediamo a fare il tortino di patate. Andremo a prendere le patate, uniremo i due tipi di patate, aggiungeremo le mele, aggiungeremo un pizzico di sale, il timo, e andremo a riempire gli stampini precedentemente imburrati. E adesso andremo a metterlo in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Bene, nel frattempo che stiamo cucinando il tortino di patate andremo a cucinare il coniglio. Andremo a rosolarlo a fuoco molto vivo e a salarlo leggermente. Andremo a scottare leggermente il fegato nella stessa parte del coniglio, giusto girato e voltato. Andremo a buttare via il grasso in eccesso. Bagnato con del vino bianco. E aggiungeremo del fondo di coniglio e ultimeremo la cottura con un po' di acqua o del brodo. Ultimata la cottura del coniglio e del tortino di patate andremo a disporlo sul piatto. Soffritto precedentemente saltato, il coniglio cotto e scaloppato, il fegatino, il sughetto del coniglio e ultimata con una guarnizione di erbe aromatiche che abbiamo inserito dentro al coniglio. Ecco a voi il piatto finito e si possono sentire i profumi primaverili abbinati a un sapore molto gradito e leggero del lardo che è nella sua farcia.